Dunque, dal 1970 ad oggi, come avete sentito, si è persa una superficie coltivabile pari alla provincia di Rovigo. È un dato clamoroso, se vogliamo, ed estremamente preoccupante, anche perché mi verrebbe da dire che indietro non si può tornare No, non si può assolutamente. una volta fatto questo. Cioè, infatti mi scuso se faccio una piccola battuta, ma vedere il governatore Zaia sul trattore, insomma, mi viene da ridere, perché in questi ultimi anni, mi dispiace dirlo, ma questo territorio è stato governato dalla Lega. Quindi c'è stata una cementificazione selvaggia che adesso ha portato quello che stiamo vedendo sotto gli occhi di tutti. Io prima vedevo che l'unico settore che sta reggendo nel nostro paese è il settore agricolo. Noi che stiamo facendo nel nostro territorio? Pian pianino stiamo mangiando sempre più terreno agricolo a favore di una cementificazione. Pure lì è possibile che non riusciamo a fermare questo trend quando vediamo che le nostre terre di fatto possono permettere anche un recupero da un punto di vista di posti di lavoro. Ma se noi continuiamo, abbiamo avuto prima, fino a poco tempo fa, il famoso progetto Ikea, Barcon di Vetelago, io sto parlando della provincia di Treviso, una serie di progetti che andrebbero semplicemente a distruggere ancora più il territorio. E come si è visto c'è anche un dissesto idrogeologico non indifferente. Penso che sia arrivato il momento, come dire, di dare una sterzata completa a questo modo di vedere il nostro territorio.